Questo è un servizio offerto dal Santone di Avella. Oroscopo della settimana. Dal 18 al 24 aprile. Ariete. Charles Bukowski era solito dire: sono certo che il mondo sia pieno di persone splendide. È che rimangono chiuse in casa per non incontrare voi stronzi. Ecco. Questo più o meno è il mood della settimana dell'Ariete medio, che avrebbe voglia di rimanere isolato, lontano dal mondo. Più solo di un attaccante che sbaglia un rigore decisivo all'ultimo minuto di una finale. Toro, offrite tutti i giorni una carezza in mezzo a tutta sta monnezza. Il vostro soprannome è empatia. Questa settimana verrà accentuata la vostra tendenza a prendervi cura di chi vi dimostra debolezza. Tranne quando giocate a tennis. In quel caso picchiate duro anche contro gli zoppi e gli storpi. Gemelli. Siete gli artigiani della qualità dell'amore. Tenete aperta la baracca anche sabato e domenica, ma non potete fare sconti sull'amore. Gli altri segni devono acquistare da voi tutto il pacchetto completo. L'apertura mentale. La capacità di comunicare e di interagire con il prossimo e la vostra mania di guardare le partite di basket americano in piena notte. Cancro. Quali sono le qualità peculiari di un cancro? La vostra grande dolcezza, il vostro intuito e la vostra fedeltà. Francesco Totti, che è del cancro, è rimasto fedele alla maglia per tanti anni, ma la maglia non gli ha esattamente riconosciuto i giusti onori. In questi giorni. Anche voi vi domanderete se ne vale la pena. Leone. Ci vuole un fisico bestiale per resistere al tipo di vita che fate, pieno di stress e di sollecitazione, ma quando Dio distribuiva muscoli e resistenza voi eravate dalla nonna a pranzo a scofanarvi le lasagne annegate nella besciamella. Prendetevi cura di voi stessi. Iscrivetevi in piscina e poi, però, andateci. Vergine, una settimana alla grande. E il fine settimana potrebbe andare ancora meglio con risvolti decisamente interessanti. Se andate a Imola a vedere il Gran Premio di Formula 1, può anche darsi che vi chiedano la cortesia di sostituire Charles Leclerc sulla Ferrari la domenica pomeriggio. Male che vada, vi ammazzate di piadine e cappelletti. Bilancia. Temperatura attuale del vostro corpo? 36,6 gradi. Temperatura percepita. 170 gradi. Sono gli attacchi di rabbia, di isteria e di follia. Ma che code ci sono in tangenziale a Milano? Che vi fanno salire la pressione e vi fanno girare le bocce da bowling che avete nella tasca davanti. Le bocce vanno lanciate. Distruggete quei cancelletto &% di birilli. Scorpione. Vi rinfacciano che non siete mai stati capaci di perdonare. Ed è vero, però dovete mettervi in gioco. Non per dimostrare agli altri che si sbagliano, ma per superare i vostri limiti e perché siete certi che quello che fate è giusto. Un po' come fa Gianluigi Buffon, che continua a giocare ancora in Serie B. Sagittario. Ma quanta voglia di litigare avete questa settimana? Se qualcuno cercasse di fermarvi, potreste diventare verdi e trasformarvi in Hulk. Ad ogni buon modo, sarebbe una bella idea cominciare ad andare in palestra a sollevare pesi.
almeno per tonificarvi. Detto questo, sempre meglio non alzare la voce. Non esistono questioni imprescindibili. Capricorno. La vostra capacità di concentrazione sfiora quella di un dodicenne pieno di ormoni l'ultimo giorno di scuola. Il vostro livello di stabilità mentale pure. Potreste andare con gli amici a giocare a basket tirando a canestro un cocomero invece che un pallone e lo trovereste divertente. Meglio rimandare ogni decisione importante a giorni più limpidi. Acquario. Caro Acquario. Questa settimana vi sentite come un centometrista o come un ciclista che, da sconosciuti, vincono una gara importante. Tutti dubiteranno delle vostre reali capacità. Sparleranno sospettando qualche aiutino poco legale e semplicemente non riusciranno ad accettare che ce l'avete fatta. Continuate ad allenarvi in silenzio. E a vincere. Pesci. Questa è la settimana giusta per sognare un po'. Sognate ma non nascondetevi dietro ai sogni. Se abitate al 7° piano e l'ascensore è bloccato per la 3ª volta in una settimana, o sognate di fare trekking sull'Himalaya, senza Sherpa. Peraltro, mentre portate su le casse di acqua o chiamate l'amministratore del condominio e lo insultate. Siate pratici.